Eiji, o Mei Granou, a proposito di questa canzone, o Mei Granou di Ciassa Campetto, lì proprio il palazzo della Upping, Palazzo Sauli, palazzo di una delle ricche famiglie genovesi, sopra il portale centrale, il sé a testa e che lascia in erbo in Mei Granou, che è lì perché è una storia che non si sa fino a che punto assegge de vero o de leggenda. Fatto sta che l'ultima di Sauli aveva un vizio di gioco, no? Giocava e a si giocò tutto quello che aveva. Lì davanti a quello palazzo lì che è un bellissimo giardino con un bellissimo erbo di Mei Granou e ha detto mi gioco anche questo. Ebbene, con quello ha vinto e poi ha vinto, torna tutto quello che aveva perso. E così questo Mei Granou che aveva una storia e ora si trova lì dato a un portico che chi va in Ciassa Campetto è dato questo portico qui è dell'ingresso principale del Palazzo Sauli, cioè dove che open e che dentro, perché gli altri non che fanno caso, entriamo a Catemo, ma che è anche una bella fontana, ormai lì così, manco quasi bella vista perché è tutta sommersa da tutti i banchetti, che è la fontana col Nettuno, poi che ha il grande bel scalone, così, e che è tutta una loggia che è meravigliosa, che gira tutto in giro, bellissimo quello palazzo, e ben da restò, ma non sai a quello, Mei Granou certo, però dicono che Gauri Neva sempre perché la resta un po' un simbolo così di tutto quanto dice la storia e che poi non si sa fino a che punto segge de vero o de leggenda questo. Bene, allora se sentiamo dai Zeneigi o Mei Granou. Siamo un campetto, una perla della nostra città, e pochi conoscono a Poa, del questo, del Mei Granou, insieme piccinetto, in acqua, dove sempre tu portai. E come per incantesimo uscire sul rapportare ogni primavera con l'allegria di sebumi due. Palazzi sertan verso sé e all'anima aperta da bene quello che han visto in sti secoli il tempo ciancianio la cangiò via strada che sempre cavalli che non mangia ci piava. Ma chi siamo un campetto, una perla della nostra città, e pochi conoscono a Poa, per questo